La prima mail inviata nel 69, il web è dell'89 e ChatGPT è del 22. Allora, in 2 anni è cambiato tutto, perché ora la usano tutti i miei amici, colleghi, eccetera. 2 anni fa non sapevano che cosa fosse intelligenza artificiale e ora la usano tutti, anche gli idraulici e i cuochi. Questo è interessante. Un giornalista chiese a Altman come mai non andava in bagno, aveva notato questo e lui rispose: mi eserciterò perché voi umani non vi renderete conto che io sono l'intelligenza artificiale. Questo lo disse nel 2016, cioè 7 anni prima della diffusione attuale. È profetico, perché il succo di quello che voglio dire è proprio questo. Secondo me non ci rendiamo conto quasi per niente di come siamo messi con questa cosa. Brevemente, opinione mia, ma io penso che l'intelligenza artificiale esiste in questa macchina che fa 2 più 2, fa le moltiplicazioni, le divisioni, quindi certamente è una macchina intelligente, io non ho dubbi su questo. Il discrimine vero è che passa tra esseri viventi e non viventi. È questo che crea una differenza tra i sistemi di intelligenza artificiale e quelli umani, che abbiamo visto prima, che diceva Marino, il numero di connessioni tra i neuroni del cervello, non solo il numero degli neuroni, ma il numero di connessioni possibili, che è superiore a quello delle particelle dell'intero universo. Quindi è difficile che una macchina possa davvero eguagliare. Ci stanno imitando, però piuttosto bene, diciamo. Ecco, avanti. Allora, il cercatore di Google, circa, mi pare 2 anni fa, l'anno scorso, hanno creato una ricerca, una bella ricerca che poi magari vi girerò. Hanno cercato di creare un quadro generale per classificare i livelli dell'intelligenza senza contenuti. Ne hanno individuati 6, da nessuna fino al livello superumano. Questo si fa confrontando con le prestazioni di esseri umani esperti in certi settori. Ecco, non entro nei dettagli, anche per motivi di tempo, ma il succo è questo. 6 livelli, diamo per buoni che vadano bene, che si sta diffondendo questo modello. Eccoli qua. Allora, 6 modelli applicati a cosa? 6 modelli applicati a che cosa? Qua non si va avanti qua, non vado avanti, come mai? Ecco. Allora, incrociamo i livelli, no, i livelli di competenza sono 6 con gli ambiti di applicazione in scissa, che ogni ambito ha intelligenza artificiale ha raggiunto livelli diversi. Per esempio nell'ambito del gioco degli scacchi o del Go è noto che gli umani più esperti, i grandi maestri, sono stati da parecchi anni superati dai sistemi di intelligenza artificiale. Ma gli ambiti sono molti, anzi diciamo pure che sono tutti gli ambiti dell'esperienza umana possono essere confrontati con le prestazioni dell'intelligenza artificiale. Ecco, qui per esempio vedete vari ambiti, la lettura, il riconoscimento delle immagini, la scrittura,
il ragionamento, eccetera. Come vedete è impressionante, cioè i livelli di miglioramento qualitativo delle prestazioni nei sistemi AI sono impressionanti, impressionanti. Il livello 0 qua, il livello 0 è quello di un umano competente nel suo campo. Ecco, questo ad esempio è il settore del ragionamento matematico. Attualmente siamo qua, in questa linea tratteggiata, ma l'idea è che entro 2 anni si arriva al livello di un matematico super esperto, un ingegnere specializzato, eccetera, forse prima di 2 anni. Ecco qui. Allora, la domanda è questa. Finora stiamo usando i sistemi intelligenza artificiale qua come second brain, come supporto alle nostre attività. Second brain è un nome sbagliato perché di brain, il cervello, ne abbiamo uno solo, non abbiamo 2 teste, ma semmai sarebbe secondamente, ma comunque ormai si è diffuso, lo diamo per buono. È un sistema di aiuto. Ma la novità vera è questa. Sono gli ambiti in cui i sistemi di intelligenza artificiale ci sostituiscono. Questa è la novità. Abbiamo a che fare con questo. Perché tutti i grossi investimenti che ci sono attualmente nel settore, soprattutto abbiamo visto militare, no? E biomedico, puntano a questo, non puntano ad altro che a questo, a superare e sostituire gli esperti umani. Non giriamoci attorno qua. Detto questo, vi faccio un paio di esempi pratici di cosa succede al momento attuale quando si applica l'intelligenza artificiale a compiti pratici. Questo è i beni culturali poi. Questo è il campo Santo Stefano a Venezia, il campo super famoso. Eccolo qua. Questa è la statua di Niccolò Tommaseo, che i veneziani chiamano, scusate, il cagalibri, perché è seduto su una pila di libri. Ecco qua. Benissimo. Allora, ho chiesto a un sistema AI, descrivi Campo Santo Stefano a Venezia, cosa facile, perché è uno dei luoghi più noti e centrali delle città. Ecco i risultati. Qui si parla di procuratie nuove che sono in piazza San Marco, non c'entra niente col campo. La fontana dell'Organo, che è a Tivoli a Roma, non è la statua di Niccolò Tommaseo. La piazza, che non è una piazza, c'è una piazza solo a Venezia, piazza San Marco, gli altri sono campi. Ospita il ristorante Chiotto, che no, bel ristorante, però è a Mestre. Ancora piazza, parla di Palazzo Dario, non c'è Palazzo Dario è sul Canal Grande. Parla di Accademia di Belle Arti, che ha 3 sedi a Venezia, ma nessuna qui. Si confonde con l'Istituto Veneto per le Scienze e Lettere d'Arte, che è a Palazzo Barbarigo, che non è qua il palazzo della piazza dove ha sede, si chiama Palazzo Loredan. Quindi in poche righe ci sono una ventina di strafalcioni enormi. Tutti i veneziani non riescono a leggere queste cose, perché Venezia è una città test, è molto difficile anche per Google fare le mappe di Venezia, sbagli spesso, vi portano nei posti sbagliati. Ecco. Bene. In sintesi, tutto sbagliato, non sono assolutamente affidabili, non sono nemmeno in grado di fare una guida turistica, neanche per sogno, neanche lontanamente. Se volete provare, provate con questo chatbot Arena, qui si vede forse, perché è un sistema molto interessante che nello stesso schermo voi ponete una domanda e potete scegliere quale sistema vi risponde. E vi assicuro, non ce ne sono 3 o 4 come tutti pensano.
mi pare che attualmente ne siano attivi 85 e sono in crescita come numero. Ecco. Allora, quello che succede è questo, che un contenuto fasullo alimenta una base dati sulla quale vengono addestrati i sistemi di intelligenza che producono altri contenuti fasulli. Questo è. Allora, cosa succede? Abbiamo visto, come diceva prima, che ci sono i sistemi di pregiudizi non solo sulle donne e uomini, ma tutti, disabilità, dipendenze, omofobia, razzismo, anche xenofilia, non c'è solo la xenofobia. Xenofilia è di quelle persone che si fissano che un paese straniero è il migliore di quello dove vivono, l'erba del vicino è più verde, tipo passione per il Giappone, dimenticando quello che hanno fatto durante la seconda guerra mondiale o il fatto che c'è una pena di morte particolarmente crudele dove non si comunica la data dell'esecuzione a nessuno. Vabbè, lasciamo stare. O i laureati che vanno a fare i cuochi in Inghilterra dove c'è meritocrazia e dopo 3 o 4 anni diventano capo lavapiatti perché allora sono contenti. C'è anche questo. Ecco, bene, allora cosa succede? Andiamo avanti. Ecco, una delle cose più critiche per i beni culturali è quella delle idee sgradite. Abbiamo visto, accennava Lauso prima, al patrimonio controverso, cioè ci sono situazioni in cui sistemi di idee diverse cercano di avere il predominio sullo stesso problema. Ecco, sono infiniti, potrei dire per esempio, che ne so, il brigantaggio nell'Italia all'epoca, quando c'erano i piemontesi, perché i briganti potrebbero essere visti come partigiani che hanno perso la guerra, solo per dirne una. Cioè, ce ne sono tante. Ecco, allora queste idee sgradite, chi stabilisce che sono giuste o sbagliate? Chi stabilisce queste cose? Chi? Ma non solo, ma ci sono idee nuove. Le idee nuove di solito non passano, non passano. Tutta la teoria statistica, per esempio, matematica, è stata osteggiata per decenni dai matematici. Pensavano che fosse una cosa poco seria, è entrata tardi nell'università. Dico questo, insomma, cioè, io ho gli amici che fanno gli economisti, cosa mi dicono? Sappiamo che ci sono teorie economiche alternative al liberismo, ma noi non possiamo parlarne, è vietato. È vietato, se noi se ne parliamo, intanto nessuno ci pubblica gli studi, ma anche se ne parliamo, non facciamo carriera, non ci danno le cattedre, ci cacciano fuori. C'è un pensiero dominante e non è detto che sia quello giusto. È egemonico, nel senso di Gramsci, non è vero, è diverso, è una questione di potere, non di verità. Allora, l'allucinazione, abbiamo visto una, io sono da psicologo, ve lo dico, allucinazione è quando si vede una cosa che non c'è, pensando che ci sia, ma se io sono consapevole che è falsa, non è un'allucinazione, è peggio, perché è un sintomo neurologico tipico nelle persone anziane, la demenza, per esempio, una mia conoscente vedeva piante crescere nella stanza, nel salotto di casa, sapeva che non c'erano. Quello non era un'allucinazione, era un sintomo di demenza senile, ok? Quindi, dove siamo messi qui? Guardate questa. Questa è la stanza di Anna Karenina. È un'immagine bellissima, fatta con una qualità grafica eccezionale da un sistema di intelligenza artificiale. Ora, pensiamoci un momento. Innanzitutto è stata prodotta questa immagine prendendo tale e quale
la descrizione della stanza che si trova nel romanzo di Tolstoi. L'hanno presa, data in pasto. ChatGPT è venuta fuori la stanza. Ora la domanda è: la stanza è vera o falsa? È vera o è un'allucinazione? Dal punto di vista del linguaggio di psicologi, questo è un oggetto transazionale, cioè un oggetto nei confronti del quale noi semplicemente sospendiamo il giudizio di realtà. È una cosa tipica, per esempio, di una bambola per una bambina, no? Ecco, un gioco qualunque, ma anche tipico del cinema e di tutta la letteratura. Noi ce la godiamo quando non ci poniamo la domanda se quello che leggiamo è vero o falso. La apprezziamo quando entriamo nell'ambiente costruito da un romanzo o da un film. È un oggetto transazionale. Quindi cosa succede qui? Abbiamo l'impressione che tutto sia transazionale, ma guardate qua, questa è una foto storica ricavata nell'archivio di un mio amico conoscente, figlio di un grande tipografo veneziano, Zanetti, che ha una grande, sterminata raccolta di immagini storiche. Ecco, sono merlettaie. Guardate qua. 1643 non è la data, ovviamente. Non c'è la fotografia, è il numero civico. Ora guardate il restauro. Adriano, scusa, ancora un paio di minuti, grazie. Guardate la foto restaurata con un sistema grafico di intelligenza artificiale, è bella, è vero, benissimo, ma guardatela bene. Questi erano merletti prima, adesso sono diventate tovaglie, sembrano stampate, non sono più merletti. E guardate qua, è sparito l'indirizzo e c'è la data diversa, 1980. Questa è la data del file, è la data del file della fotografia registrata sul computer del mio amico. È sparita la data della foto, senza contare i testi. Ma poi, guardate meglio ancora. La merlettaia a destra, questa è l'originale. Questa è la merlettaia, diciamo, restaurata. Non è più lei, è un'altra persona. L'hanno migliorata, l'hanno trasformata in una modella. Un taglio di capelli che all'epoca era impensabile, una camicetta che non esisteva. Insomma, è completamente falsa, però è molto realistica, può imbrogliare facilmente un pubblico generico. Ecco. Quindi qua abbiamo a che fare veramente con una realtà inventata di sana pianta. Ecco qui. Quindi qua servono 9 figure professionali, ovviamente. Vediamo se calo. 9 figure professionali. La prima, c'è un dibattito in corso enorme in questo periodo. Non si sa ancora quali saranno queste figure. Comunque questa è la prima, riguarda le capacità di integrare l'analisi dei dati nei processi creativi. Questo è molto interessante per le aziende che producono oggetti, perché cosa fanno? Riescono a scoprire quali sono i gusti dei loro clienti prima di progettare i prodotti. Quindi c'è molta attenzione su questo. La seconda riguarda più i creativi tecnologici cosiddetti, figure che già esistono. Pensate a un montatore del cinema, un tecnico del suono, è una figura mista, competenze tecniche elevate, ma anche competenze di tipo estetico elevate. Ecco. E queste intervengono le creazioni di esperienze interattive, attività, realtà virtuale, realtà aumentata, educazione, formazione, divulgazione, installazioni artistiche, eccetera. Quindi un misto tra
tecnologia e capacità creative, tant'è vero che a questo punto le capacità creative di tipo estetico, artistiche, diventano metacapacità, cioè invece di produrre un'opera in modo diretto, istruiscono un sistema di intelligenza che li producono l'opera al posto loro. Questo non crediate che sia una novità. Se venite alla Biennale di Venezia ci sono opere anche gigantesche, fisiche, ma non è l'artista che li produce, l'artista li disegna, li fa produrre da artigiani specializzati, non è più l'artista che fa tutto da solo nel garage di casa. Adriano, chiedo scusa, possiamo avviarci alla Allora, la conclusione? domanda finale è questa: c'è consapevolezza di questo cambiamento che non è futuro, ma è già attuale? Perché nascono domande come queste: perché andiamo a scuola? Perché andare? Fa tutto l'intelligenza artificiale, risponde a tutte le domande che ci importa. Perché produrre letteratura, poesia e arte? Può farlo l'intelligenza artificiale. Perché non fare le guerre? Se chi ha il sistema migliore le vince. Sviluppiamolo invece. È quello che sta succedendo. Stiamo sviluppando sistemi sempre più sofisticati che combattono tra loro, facendo vittime civili. Ma poi, perché fare politica se i sistemi di intelligenza stanno a prendere decisioni migliori? Perché? Le prime 3 domande sono di Eric Sardin, un filosofo francese che molto interessante e che vi suggerisco di leggere, che si occupa di queste cose. L'ultima è mia, perché è una domanda critica. Intanto, più dettaglio, Eric Sardin dice i prodotti dell'intelligenza artificiale hanno queste 4 caratteristiche. Un discorso necrotizzato, cioè quello che dicevamo prima, è un discorso formato su basi statistiche e non semantiche. Ecco. Ma anche il qualunquismo intelligente che vi dicevo. L'indistinzione, quello che vi ho mostrato, cioè scompare la distinzione tra reale e immaginario. E poi una cosa che lui chiama glaciazione globale, cioè per contrasto al riscaldamento globale, cioè l'esproprio delle facoltà cognitive che ci definiscono come esseri umani. L'ingovernabilità ce la metto io, lui non ne parla, perché? Per finire. Insomma, anche se fosse possibile governare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, io penso che non lo sia. Se sviluppa per conto proprio, nessuno è in grado di controllare e di fermare. Ma sarebbe una buona cosa, siamo sicuri. Chi ha scatenato 2 terribili guerre mondiali? Chi ha scatenato i 200 conflitti attivi oggi? Chi è che sta succedendo i sistemi, distruggendo i sistemi di welfare? I politici che eleggiamo sono tutti saggi e equilibrati. Pensiamo un attimo. Siamo meglio noi? Cioè, ma insomma, gli esseri umani sono particolarmente distruttivi, sono capaci di una distruttività senza limiti. Io non ho risposte a queste domande, ma le pongo come un punto di consapevolezza. Noi dovremmo essere consapevoli che sono domande sul tappeto. E non dire, sì, il sistema ha dei difetti, ma poi i cercatori li miglioreranno. No, dubito molto.